Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:10. La luna si leva alle 22:42 e cala alle 10:35. Oggi la Chiesa celebra Santa Lidia. Il nome Lidia viene dal greco e significa donna abitante della Lidia. I poeti latini spesso celavano sotto questo nome quello vero della donna amata per proteggerne l'identità. Il 3 agosto è la giornata nazionale del peperone, un ortaggio fresco, estivo e dalle mille proprietà. Sebbene per alcuni sia difficile da digerire, il segreto sta nel rimuovere la pelle, ovvero il complesso fibroso esterno. Ricchi di potassio e di vitamina C, i peperoni sono un'esplosione di salute e beta-carotene per la nostra estate. Tanti auguri ad Evangeline Lilly, che compie oggi 47 anni. L'attrice canadese è diventata una star globale interpretando l'indimenticabile Kate Austen nella serie cult Lost. Successivamente ha conquistato il grande schermo nel ruolo dell'elfo Thorin nella saga dello Hobbit e come Hope Van Dyne, ovvero The Wasp, nei film della Marvel. Festeggia 40 anni Charlotte Casiraghi, secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi. Icona di eleganza e stile, Charlotte è nota per la sua passione per l'equitazione e la filosofia, oltre ad essere ambasciatrice di prestigiose case di moda internazionali, portando avanti il fascino intramontabile della dinastia Grimaldi. Ed infine auguri a Tom Brady, che oggi spegne 49 candeline. Considerato il più grande giocatore di football americano di tutti i tempi, ha vinto ben 7 Super Bowl. Brady è un esempio di longevità sportiva e di determinazione, avendo giocato ai massimi livelli per ben oltre 40 anni e ricevendo tutti i record della NFL. L'obiettivo era trovare la via più breve per le Indie. Sappiamo tutti che a saltare da Paros il 3 agosto del 1492 furono le 3 caravelle di Cristoforo Colombo, la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Sappiamo anche che quel viaggio finì con la scoperta di un nuovo mondo, cambiando per sempre la storia dell'umanità. Sapete perché si sbadiglia? Accade per stanchezza, noia o fame, ma il risultato è sempre lo stesso. Un'ispirazione profonda che garantisce una maggiore ossigenazione del cervello, aiutandoci a restare vigili. La contagiosità dello sbadiglio, invece, è un meccanismo involontario del nostro gruppo sociale per mantenere lo stesso livello di attenzione di chi ci sta vicino. Buongiorno e buon lunedì! Iniziamo questa nuova settimana d'agosto scoprendo subito insieme come si muovono i pianeti e cosa ci riservano le stelle per oggi. Ariete. Partenza con il turbo. Questo lunedì vi vede carichi di motivazione e pronti a sbrigare ogni pratica con una velocità sorprendente. Sfruttate questa scia. Toro. Un inizio settimana che richiede calma. Non lasciatevi contagiare dalla frenesia degli altri e concentratevi solo sui vostri obiettivi reali, un passo alla volta. Gemelli. Sarete i campioni della comunicazione. Che si tratti di un colloquio di lavoro, di una trattativa o di un chiarimento personale, saprete convincere chiunque. Cancro. Ottimo cielo per l'organizzazione pratica e la gestione del budget. È la giornata ideale per fare programmi economici in vista dei prossimi viaggi. Leone. La luna brilla nel vostro cielo e vi regala una marcia in più. Siete magnetici, sicuri di voi stessi e pronti a guidare con successo ogni situazione. Vergine. Le stelle vi consigliano di muovervi con discrezione. Oggi raccogliete i dati, osservate l'ambiente intorno a voi e pianificate la vostra strategia nel silenzio. Bilancia. Il lavoro di squadra e la socialità sono i vostri punti di forza. Condividere un'idea con i colleghi o gli amici vi porterà ottimi spunti e grande supporto. Scorpione. Sarete messi alla prova sul fronte professionale, ma la determinazione non vi manca. Dimostrate il vostro valore con la consueta e impeccabile precisione. Sagittario. Una bellissima energia mentale vi spinge a guardare lontano. Ottimo momento per pianificare una partenza, studiare qualcosa di nuovo o fare progetti stimolanti. Capricorno. Questo lunedì vi vuole particolarmente riflessivi. Affronterete una questione burocratica o finanziaria con il vostro tipico e imbattibile pragmatismo. Acquario. I riflettori oggi sono puntati sulle relazioni e sui contratti.
Cercate la via del dialogo e della diplomazia per trovare l'accordo perfetto con chi vi circonda. Pesci. Giornata super produttiva sul piano della routine quotidiana. Sarete veloci, organizzati e riuscirete a togliervi di dosso diverse commissioni noiose. Buon inizio settimana a tutti. L'appuntamento con l'oroscopo quotidiano torna domani. Le prime note ascoltate dal pubblico furono quelle di Europa riconosciuta di Antonio Salieri. Il 3 agosto del 1778 venne inaugurato a Milano il Teatro alla Scala, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este. Un tempio della musica che oggi è il punto di riferimento mondiale per l'opera ed il balletto. Oggi vi sveliamo un famoso modo di dire inglese: a bird in the hand is worth two in the bush, ovvero un uccello in mano vale due nel cespuglio. Questo modo di dire ci insegna che è meglio tenere stretto ciò che già abbiamo anziché rischiare per qualcos'altro di incerto. In italiano la traduzione è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Il matto di questa giornata è Alessandro Cagliostro, un uomo che ha incantato le corti d'Europa. Si scambiava per un mago capace di trasformare il piombo in oro e sosteneva di essere figlio di un angelo. La sua vita tra alchimia e mistero finì nella fortezza di San Leo, dove la prigionia lo portò alla follia definitiva. E ci salutiamo con questo pensiero: è impossibile correggere gli abusi se non sappiamo di averli davanti. E quindi, con la voglia di camminare sempre a testa alta, vi auguriamo una buona giornata piena di coraggio. Io vi aspetto sempre qui, anche domani, per una nuova puntata dell'Almanacco con tante curiosità da tutto il mondo. A domani dalla vostra Jaira.